Ore 3:32 della notte, la terra trema. In Abruzzo è l'inferno. Oltre 100 i morti nella provincia dell'Aquila, 100.000 gli sfollati, senza contare i dispersi che ancora si trovano sotto le macerie. Prima del sisma devastante, attorno alle 22:30, una scossa più leggera, con epicentro in Emilia-Romagna, avvertita anche nella Marca. La macchina dei soccorsi e della solidarietà si mette in moto in tutto il paese. I primissimi a partire dalla provincia di Treviso sono i vigili del fuoco. Alla provincia di Treviso sono assegnate due sezioni di colonna mobile di 9 unità ciascuna, 9 persone. La colonna è equipaggiata con tutti i materiali che servono per la permanenza per i primi giorni della squadra in totale autonomia e poi con mezzi per la produzione dell'energia elettrica e mezzi di puntellamento. Anche per lo scavo nelle macerie? Certamente sì, materiali per le ricerche macerie. In totale 18 uomini, 10 mezzi speciali ed una autocisterna con 22.000 litri di acqua potabile da distribuire alla popolazione sfollata. 2 velivoli AMX del 51esimo stormo decollano da Istrana per una ricognizione delle zone devastate dal sisma. Da Lancenigo alle 14 partono 15 volontari della Protezione Civile. L'aiuto principale è la logistica, infatti qui abbiamo visto, abbiamo le tende, vanno giù circa 11 tende, abbiamo 4 grosse tende gonfiabili che possono ospitare più di 40 persone, abbiamo la cucina mobile, l'ufficio mobile e i servizi igienici mobili. Questa sera verrà fatto un resoconto, appena arrivano i nostri uomini facciamo un debriefing, vediamo qual è la situazione giù e se hanno bisogno mandiamo giù altre squadre di soccorso già da domani mattina.